Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. In apertura un fatto di sangue avvenuto nella serata di ieri a Palermo. Una donna di 84 anni ha strangolato la figlia di 44 anni. È accaduto in via del Visone, siamo nel quartiere Bonagia. La vittima, Maria Cirafi, pare soffrisse di depressione. Sono state fondamentali le recenti dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Micale per portare a compimento l'operazione odierna dei carabinieri del ROS nel Messinese. In manette sono finiti 7 soggetti, 6 dei quali appartenenti alla famiglia mafiosa dei Barcellonesi, accusati di ben 13 omicidi avvenuti negli anni 90. Condanna all'ergastolo per Adriano Rossitto, il quarantenne di Lentini, titolare di un'agenzia di pompe funebri accusato di 3 omicidi. Lo ha deciso la Corte di Assise di Siracusa. L'uomo è stato ritenuto responsabile della morte di Lucia Marino, Francesco Oliva e di Francesco Di Pietro. Incendio nella notte poco dopo le 2 in una villetta a 2 piani di via Luciano Abramo nel quartiere Belsito Sannullo di Catania. In una veranda con cucina alimentata da una bombola di GPL è anche avvenuta un'esplosione. E in chiusura rimaniamo a Catania, dove la Guardia di Finanza ha scoperto 90 indebiti percettori del reddito di cittadinanza. Tra i numerosi soggetti segnalati vi sono cittadini di origine extracomunitaria e anche lavoratori in nero. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.